Usi, costumi e tradizioni del nostro territorio, incastonate fedelmente nel vecchio borgo di Montaperto, tra luci, botteghe artigianali, costumi di una volta, canti, filastrocche e musiche natalizie. Si ripropone la sesta edizione di Montaperto Presepe di Agrigento. L'evento, che prenderà il via il 26 dicembre prossimo, è stato presentato stamane all'ex Collegio dei Padri Filippini di Agrigento alla presenza del sindaco Marco Zambuto. È un appuntamento importante per tutta la città di Agrigento, questo è diventata un'occasione, una vetrina per tutta la provincia e per tutta la Sicilia. Già si stanno registrando le presenze di tante scuole che sono venute da parte di tutta la provincia di Agrigento e devo dire che il borgo si presta benissimo per appunto questo tipo di iniziativa. Adesso apriamo i battenti nelle ore serali, quindi dalle 5:30 in poi nelle giornate di 26, dove ci sarà l'inaugurazione, il 28, il 29, giorno 1, 4, 5 e 6, che è il gran finale con l'arrivo dei Re Magi. Le rappresentazioni sceniche sono sempre la nota particolare di questo evento. Quest'anno ci sarà un cortile dedicato a un tema sociale, che è il tema dell'emarginazione, quindi un pezzo di un musical Le Voci dell'Anima, dove ci sarà Totò Curabba, io, e saremo aiutati dal gruppo Scout Agrigento 6. Poi ci sarà un altro cortile un po' più leggero, dove ci saranno i cunti e i canti del Natale con Totò Nocera e Angelo Sanfilippo, e 2 sere ci sarà invece Natale in casa Miciacio di San Giovanni Decollato con Alfio e Laura Russo. 2 novità caratterizzano questa edizione del Presepe: la casa di Babbo Natale, un momento di attività ludiche con i mercatini. La casa di Babbo Natale, i bambini entreranno, troveranno Babbo Natale e lasceranno la loro letterina per i regali che poi riceveranno a casa, mentre i mercatini di Natale è una novità assoluta, e così l'organizzazione del Presepe vuole dare la possibilità a tantissimi artigiani agrigentini di poter esporre la propria merce. Numerose le novità di questa edizione, tra cui il Presepe e solidarietà. Abbiamo il piacere di essere con loro al Presepe ad una cena giorno 27, rilanciando un po' quello che è il nostro progetto Aggiungi un posto a tavola, attraverso il quale invitiamo la cittadinanza e chiunque ne avesse interesse ad invitare uno o più utenti ospiti dei nostri centri. L'indomani, poi il 28, ci sarà sempre da parte nostra, ci uniremo anche agli altri visitatori per una giornata particolare dedicata alla solidarietà, dove tutti noi potremo visitare il Presepe e quella magica atmosfera.